Buona giornata, bentrovati, eccoci all'ultimo nostro appuntamento settimanale per quanto riguarda lo spazio dedicato allo sport, www.venetoglobe.com, la nostra web tv che vi accompagna, dove trovate tutte le nostre interviste, i nostri reportage, le nostre inchieste in modalità on demand e naturalmente ogni sera 19:40, poi in replica nella tarda serata su canale 95 di Caffè TV 24, canale 95 per il Veneto e per la regione del Friuli Venezia Giulia, ma tutto vedibile naturalmente anche nel nord Italia, Emilia Romagna e Marche comprese. Andiamo subito a vedere quali sono le principali notizie di oggi e allora andiamo a Cortina con le nostre immagini perché è tutto pronto a Cortina per salutare il Circo Mondiale dello sci femminile. 3 sono le gare che animeranno questo weekend. La discesa libera di oggi va a recuperare la gara rinviata a Sant'Anton e in questa gara si rivedrà la stella Lindsey Vonn, 34enne, che rientra in gara ma che ha deciso poi di ritirarsi a fine stagione. A Cortina si gareggerà anche sabato, discesa tra l'altro, e domenica poi il Super G. Poi per chi vorrà salutare ancora, qua intanto vedete delle immagini di Cortina che dove si stavano sistemando appunto le varie attrezzature, le varie specialità e soprattutto lo spettacolo e il contorno di queste gare. Vi dicevo, per chi vorrà poi salutare Lindsey Vonn, domenica pomeriggio alle 18 l'americana saluterà i propri fans alla libreria Sovilla di Cortina, dove presenterà il suo libro dal titolo La forza è la nuova bellezza. Parliamo di calcio, Serie A, ritorna la Serie A con Roma-Torino, Udinese-Parma e Inter-Sassuolo che si giocheranno domani, sabato 19. Il Milan poi si getta decisamente in queste ore sul mercato con questo giocatore, Piatek, che potrebbe sostituire Gonzalo Higuaín, detto il Pipita, che andrebbe al Chelsea. In Serie B si ritorna in campo oggi, questa sera con Palermo-Salernitana, domani sabato Crotone-Cittadella, domenica poi il derby tra Padova e Verona, sono due squadre quasi letteralmente cambiate, almeno per il Padova è così, il Verona ha fatto degli inserimenti. Lunedì si va a giocare Spezia-Venezia per quanto riguarda la formazione di Zenga che va alla Spezia. In Serie C nel girone B si torna in campo anche qui il 19, Pordenone, sempre leadership della classifica, Pordenone che affronta l'Albino Leffe, Triestina che affronta il Rimini e il Lanerossi Vicenza che affronta il Renate. Questo il calcio. La Serie D, 20ª giornata, vi ricordo che il Montebelluna sarà in casa contro il Feltre ed è una partita molto importante. Vi ricordo anche la situazione Tamai, perché è una bella cosa la polisportiva Tamai. In questi giorni al Tamai è stato consegnato un riconoscimento per rappresentare un piccolo comune di 2500 abitanti capace di giocare, pensate, per ben 18 anni consecutivi nella Serie D. Complimenti. In eccellenza vi ricordiamo soltanto che le nostre telecamere saranno a Nervesa della battaglia per Nervesa Lia Piave, scontro molto importante perché Lia Piave è seconda della classifica e quindi deve cercare di recuperare sulla Luparense, una Luparense che giocherà in casa contro il Calvi Noale. Lasciamo il calcio e passiamo al basket perché si attende la TVB con una sfida al Palaverde contro Baccheri Piacenza dopo la vittoria in trasferta per 98-72 contro Ferrara. C'è ancora da ritrovare un colored, c'è ancora da trovare un play, si parla di molti giocatori statunitensi, ma la scelta è oculata dal DS Gracis. A Ponzano invece noi ci saremo sabato sera in A2, arriva il Sanga Milano che all'esordio a Milano fu sconfitto dalle trevigiane all'epoca guidate da Sottana, ora invece guidate da Campagnolo. Altra squadra che seguiamo da vicino è la Ruker Sanve, dopo l'inaspettata e dolorosa sconfitta con Lecco in casa si va a Milano, la formazione di Marco Mian, ad affrontare l'Urania. È un insidioso avversario per gli uomini appunto di Marco Mian.
e lasciamo il basket per passare all'Imoco, per passare al volley femminile. Imoco a Monza per l'andata di coppe l'altra sera contro Ortolani Compagni, netta la vittoria per 3-0 dopo il 3-1 in campionato. Il filotto con Monza continuerà domenica pomeriggio alle 17 al Palaverde per il match di ritorno per la Coppa Italia, che è già stata, diciamo, ipotecata. Basta un solo set alla formazione di Santarelli. Sentiamo il libero Chiara Arcangeli di Monza ai microfoni della TV di Lega Femminile Volley. Sentiamola. Allora siamo con Chiara Arcangeli, un primo set combattuto, ha lasciato ben sperare, poi la partita di Saugella è rimasta lì sostanzialmente. Sì, c'è stato forse qualche sprazzo nell'ultimo set, nel terzo set, però dopo aver fatto molto bene all'inizio ci siamo spente e se ti devo dire il motivo non ne ho idea. Sicuramente ci dobbiamo lavorare anche velocemente, perché domenica abbiamo di nuovo la gara contro l'Imoco, per cui non c'è tempo di pensare ma di fare. Domenica appunto c'è subito il ritorno con l'Imoco, chiaramente la qualificazione è sostanzialmente compromessa, però con che spirito affrontare questa gara? Sicuramente differente da quello che abbiamo visto questa sera, ci vorrà più aggressività, di essere più combattive e di partire con uno spirito positivo. C'è qualcosa di Conegliano che vi ha messo magari un po' più in difficoltà, avete sofferto, o principalmente la causa del risultato odierno è più dovuta magari alla vostra prestazione? Ma penso che in tutti i reparti oggi abbiamo un po' sofferto, anche in quelli in cui siamo più consapevoli e più bravi, insomma, no? È andata così oggi, non c'eravamo, spero che, anzi sono sicura che domenica sarà un'altra gara. Chiara Arcangeli, bravissima, lei non molla, un libero vecchia maniera, insomma, sulla falsariga di Mochi De Gennaro, che tra l'altro a Monza ha brillato ulteriormente. Adesso il Benetton, adesso il rugby, perché la squadra è in viaggio ed è già arrivata a Grenoble, si scende in campo questa sera alle 19:45, l'imperativo è vincere, l'imperativo è collezionare altri 5 punti, poi speriamo bastino, perché la beffa potrebbe essere che nonostante le 2 vittorie con i 5 punti raccolti non bastino appunto questi punti per quella sconfitta subita ad Agen un mese e mezzo fa. Ma andiamo a sentire Ruzza dalla Ghirada cosa ci ha detto prima della partenza. Abbiamo iniziato oggi, abbiamo rivisto un po' la partita con Agen, insomma dopo ogni partita c'è qualcosa un po' da mettere a posto, qualcosa da riguardare. Oggi abbiamo cominciato il lavoro verso Grenoble, sarà una partita durissima, loro sono una squadra molto fisica, molto pesante davanti, quindi sappiamo che noi come pacchetto di mischia dobbiamo prepararla molto bene di davanti, preparare molto bene le fasi di conquista per dare palloni buoni e veloci da giocare per i 3 quarti. E dobbiamo tenere noi la palla, dobbiamo cercare di fare noi la partita e portare a casa il risultato. Con Agen è stata una bella vittoria, una rivincita, diciamo così, dopo la sconfitta lassù. Sì, lì era stata una brutta sconfitta, di un punto un po' sfortunata anche per certi versi. Qua l'avevamo preparata bene, giocavamo in casa e sappiamo cosa c'è in ballo, quindi l'approccio è stato quello giusto e dovrà essere lo stesso sta settimana. Approccio giusto, 5 punti che sono arrivati, li volevate, li avete centrati, dovete centrare i 5 punti o vincere, insomma, anche con Grenoble. E poi? Poi dobbiamo sperare anche un po' nei risultati delle altre squadre, passano solo le 3 migliori seconde, quindi dobbiamo prima pensare a noi, perché alla fine è nelle nostre mani il risultato a Grenoble, quindi dobbiamo cercare di vincerla e poi bisognerà vedere i risultati degli altri. Purtroppo non è tutto nelle nostre mani, dobbiamo incrociare un po' le dita anche. Con Grenoble che partita sarà? Che avversari sono? Sarà molto dura fisicamente, sicuramente una partita molto molto difficile a livello fisico, a livello di mischia. Secondo me là davanti sarà importante, sì, e poi si vedrà, però secondo me la sfida vera sarà sul piano fisico contro di loro.
In bocca al lupo a Federico Ruzzo, a Ruzza e a tutto il Benetton. Adesso dal maschile al femminile, perché nel femminile in nazionale approdano ancora una volta ben 5 giocatori o giocatrici, se preferite, del Villorba. Sono Barattin, eccola qui, poi Busato, Cavina, Furlan e Muzzo. Martedì ci saranno poi le convocazioni per il primo turno del 6 Nazioni di venerdì 1 febbraio a Glasgow contro la Scozia. Chiudiamo anche per quest'oggi con l'hockey su ghiaccio. Ampia vittoria per la Migros Supermercati Asiago di hockey che si impone sul Fassa Falcons con un netto 8-0. La squadra di Evani è finalmente al completo con tutti i giocatori disponibili sul ghiaccio. La Migros Supermercati Asiago Hockey ha vinto agevolmente e ha conquistato così altri 3 punti che le consentono di scavalcare in classifica Földrikirk e di portarsi al 6° posto. Sabato, cioè domani, all'Odegaard di Asiago arriverà il Bresenwald per l'ultima partita di Alps Hockey League, prima della pausa per i playoff della Serie A. Sentiamo ai nostri microfoni l'oriundo canadese Phil Pietroniro. Con Phil Pietroniro alla fine di una convincente partita con il Fassa. Yeah, no, this season we've had some up and downs, you know, changing coaches. Sì, è stata una stagione un po' particolare con i cambi di allenatori e tutto. Con loro è sempre stata difficile. Stasera abbiamo cominciato a ingranare, a far vedere le cose ed è molto importante anche per come ci sentiamo noi, per come ci sentiamo in spogliatoio. Sì, è uno sport di squadra, ma tu stai segnando molto ultimamente. I'm just getting lucky, you know, I'm in the right place at the right time and I'm playing with good players, so just let's keep it at that. Dice, ho solo la fortuna di trovarmi al posto giusto nel momento giusto. Mi sembra un'ottima cosa, soprattutto a livello di modestia e di lavoro per la squadra. You're a modest man and you're playing for the team and that shows. Thank you, I appreciate it. Yeah, that's my goal, you know, I'm always for the team. Dice che è il suo obiettivo di giocare per la squadra. Grazie a Phil Pietroniro e ci vediamo sabato. E allora sì, ci vediamo domani. Phil Pietroniro per l'Asiago. Si conclude con l'hockey l'appuntamento della settimana, l'ultimo, quello del venerdì sera, sempre naturalmente su Caffè TV 24, sulla nostra web tv www.venetoglobe.com. Vi do l'appuntamento e la risentirci e la rivederci a lunedì, quando vi racconteremo il weekend che andremo a trascorrere. Buona serata a tutti.